Non vogliamo dire che la montagna ha partorito un topolino, però ci aspettavamo molto di più dopo questa crisi di governo scatenata da Renzi e il Presidente della Repubblica che ancora una volta ci ha impedito di andare a votare. Ancora una volta abbiamo dovuto subire le decisioni prese dall'alto e quindi ci aspettavamo, se non altro, un governo nuovo, veramente all'altezza della situazione, con dei super tecnici e una prevalenza di super tecnici. I tecnici ovviamente ci sono, ma ci sono 15 politici rispetto ad 8 tecnici, ci sono tante facce vecchie già viste, a partire da Di Maio, lo stesso D'Incà, che ricoprono gli stessi incarichi, la Lamorgese e poi insomma altri politici che sono rientrati in qualche modo dalla finestra, come per esempio Franceschini alla cultura. E quindi Draghi ha dovuto cedere evidentemente alle pressioni quando hanno saputo i partiti che il Presidente del Consiglio incaricato non parlava, non comunicava e non sembrava così assecondare i desiderata delle varie fazioni in campo, allora è stato il panico e quindi sono incominciate le richieste. Alla fine Draghi, come altri presidenti del Consiglio incaricato nella storia repubblicana, ha dovuto procedere col manuale Cencelli, accontentando un po' tutti. La cosa che colpisce in modo particolare è la svolta a U di due partiti molto popolari, populisti come la Lega e come anche i 5 Stelle. I 5 Stelle si sono imborghesiti e si sono completamente polverizzati, si sono spaccati e quindi ormai contano come il 2 di picche presso il loro elettorato e la Lega è diventata improvvisamente europeista. Io non so quanto gioverà al Carroccio questa svolta. Sembra quasi che Salvini abbia preso consiglio dal suocero Verdini, perché non si capisce come abbia potuto improvvisamente diventare no euro. Tant'è vero che sul fronte dell'autonomia, ancora una volta Salvini ha dimostrato di non avere alcun interesse, perché è vero che la Lega ha ottenuto lo sviluppo economico, che è importante come ministero, come anche quello del turismo, come anche quello della disabilità, ma Erika Stefani ha fatto una battaglia straordinaria per l'autonomia e all'autonomia andava dato un maggiore riscontro con un ministro della Lega che avrebbe dovuto seguirla nuovamente, invece è andata alla Gelmini. Figuratevi la Gelmini che interesse e che attenzione può avere per l'autonomia e per il referendum del 2017, sono passati più di 1000 giorni da quel 22 ottobre del 2017, quindi un altro schiaffo ai veneti che sono andati a votare al referendum. È triste dirlo, è triste, ma speravamo che almeno su questo versante ci fosse da parte di Salvini un interesse e un impegno maggiore. Sarà un governo che così traghetterà l'Italia fino alle prossime elezioni, sempre che prima o poi ci facciano votare, ma ovviamente si voterà e allora a quel punto non si potranno fare più i giochetti che abbiamo visto anche in queste circostanze.